Nel momento della quinta corsa, confronto sul doppio chilometro, c'è un ritiro, quello di Enjoy Keycall, cavalli di 4 anni sulla distanza del doppio chilometro, 1 Eliseo Mo, 2 Earthquake, 3 Eurac Go, 4 Elena Call, 6 Essenza Piccante, seconda linea 7 Elettra del Ronco, 8 Emerson e K, 9 Egberto Mail, 10 Ettore, 11 Eiolo. Favori per Elena Call, numero 4 dello schieramento, Gennaro Pacileo in sediolo. Macchina che lascia andare i concorrenti. Sono veloci Eliseo Mo, poi anche Earthquake all'esterno Elena Call, che si avvantaggia proprio su Eliseo Mo. All'esterno invece Senza Piccante. Cerca posizione alla corda anche Earthquake, ma non la trova. Primi 200 in 15,1 per Elena Call, che ha dovuto strappare nei primi 100 metri per sopravanzare Eliseo Mo. Poi in terza posizione c'è Elettra del Ronco, che ha serrato sotto dalla seconda fila tagliando fuori Earthquake, mentre al largo rimane Senza Piccante, che si è adeguata. Terza pariglia esterna per Egberto Mail. Tanto completamento dei primi 600 metri di gara in 47,6, in vantaggio la favorita Elena Call, in seconda posizione Eliseo Mo, poi Elettra del Ronco che precede Emerson e K, percorsi esterne sempre Senza Piccante ad aprire le fila con in scia Earthquake. Terza ruota ora per Ettore. Ettore viene via con decisione quando siamo sulla piegata che porterà a completamento del chilometro. Insiste in terza ruota Ettore, avvicina Senza Piccante e la supera a 800 metri dalla conclusione per puntare dritto su Elena Call. Ettore va ad affiancare la leader, meno di un giro alla conclusione con Elena Call in vantaggio e il suo esterno si fa minaccioso Ettore. 600 all'arrivo, cala invece Eliseo Mo, migliora ancora Senza Piccante, poi cerca di progredire anche Earthquake, poi più indietro c'è Elettra del Ronco, intanto ultima curva affrontata con in vantaggio sempre Elena Call nei confronti di Ettore. Gli altri non riescono a progredire per il momento e Elena Call entra in nettissima evidenza in retta d'arrivo, ha un vantaggio di una ventina di metri e nel finale consolida la propria superiorità, vince facile Elena Call, secondo posto per un ottimo Ettore, mentre per il terzo sul palo è ancora il numero 6 e Senza Piccante, che si salva da Earthquake e dagli altri. 29,9 a chiudere, 59,9 per l'ultimo giro e chilometro in poco più di 1,15. Ultimo chilometro ovviamente, 1,16,9 la media sul doppio chilometro per la vincitrice Elena Call. Gennaro Pacileo in salchi al training e alla proprietà. Rivediamo le belle immagini per Elena Call che vince davvero facile questa quinta corsa dall'Arcoveggio.